Il nostro comune è stato colpito da un contagio della zanzara West Nile. La West Nile arriva nel Vicentino, fortunatamente senza esiti letali. Sta meglio il 54enne di Ponte di Barbarano infettato dalla puntura di una zanzara. Si tratterebbe di un camionista che, dopo aver accusato i sintomi tipici, mal di testa e febbre, è andato al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo. L'uomo, che per lavoro gira tutto il Veneto, quindi potrebbe essere stato punto fuori dal Vicentino, è in miglioramento. Il comune sta proseguendo nella campagna di disinfezione, ci saranno ulteriori passaggi nei prossimi giorni, non dobbiamo esasperare la cosa. A Barbarano Mossano sono in corso i trattamenti di disinfezione antizanzare. L'allarme è scattato 20 giorni fa quando alcune zanzare infette, positive al virus, sarebbero state catturate dalle trappole collocate dai tecnici dell'Istituto Zooprofilattico di Legnaro nell'ambito del programma di sorveglianza integrata della Regione Veneto. Solite precauzioni per la lotta alla zanzara West Nile, limitazione dei ristagni d'acqua, l'uso dei idrorepellenti, l'uso del condizionatore o dei ventilatori all'interno dei fabbricati, quando si fa accesso per tempo prolungato agli orti e ai giardini, vestirsi il più possibile e coprirsi.